C'è una sentenza del TAR, ancora efficace, che dice che l'ospedale di Isola Scala non può essere chiuso fino a che non sarà completato il nuovo ospedale di Villafranca, quindi è abbastanza inspiegabile questa corsa alla chiusura a tutti i costi. E il Comitato ha fatto delle proposte assolutamente ragionevoli e accettabili, noi quindi abbiamo deciso di chiedere urgentemente la convocazione della quinta commissione e in questa quinta commissione dovrebbe arrivare essere ascoltato il direttore generale per capire i motivi veri per i quali si è proceduto così velocemente alla chiusura e valutare anche se ci sono delle alternative fattibili. Il problema non è quello di un ospedale del paese, ma è tutta una zona a cui viene a mancare, prima di tutto, un'assistenza per quanto riguarda le emergenze e le urgenze. Ho cercato di sottolineare in commissione, anche dando i numeri precisi, qual è la carenza di posti letto, soprattutto di terapia intensiva, l'assenza totale di terapia semi-intensiva e soprattutto la carenza anche di mezzi per alcuni ospedali che ne fanno non adeguati ai tempi nostri. Ecco. Qual è il bacino di utenza che rimane scoperto di un presidio sanitario? Abbiamo fatto un calcolo che, se escludiamo la parte nord dell'ULS, che è servita dagli ospedali accreditati non pubblici, quindi di Peschiera e di Negrar, c'è una zona di circa 120.000 abitanti che non ha nessun posto letto di terapia intensiva, semi-intensiva, di unità coronarica, e quindi con tutto quello che questo comporta.